Bene, buongiorno a tutti, siamo già in streaming. Un ringraziamento sentito all'amministrazione comunale di Recoaro che ha caldamente voluto il volume che oggi presentiamo. Recoaro delle meraviglie del professor Giorgio Trivelli, che è qui con noi, dell'editore Luigi Borgo, sempre con iniziative di interesse e di qualità, mi permetto di dire. Un grande grazie al collega Arturo Lorenzoni che ha fortemente voluto questo momento, ai colleghi Cecchelero e Zecchinato che sono qui presenti con noi assieme alla collega Luisetto. Ricordo delle meraviglie è una storia per immagini fotografiche di un centro, di una comunità particolarissima che ha rappresentato gli albori del turismo moderno del Veneto e che ha conosciuto una parabola significativa e che potrebbe conoscere, come tutti noi ci auguriamo, una nuova stagione capace di coniugare il passato con le istanze di un turismo ecosostenibile, ma soprattutto consapevole e rispettoso dei valori ambientali, naturalistici e culturali di un luogo. Non a caso Recoaro è stata indicata dalla Regione per il progetto pilota dei borghi storici finanziato dal PNRR. Non è mia intenzione fare la recensione di questo libro né commentarlo. Voglio sottolineare comunque un dato di fatto di grande rilevanza, cioè la scelta del comune di Recoaro e il lavoro fatto dal professor Trivelli sulla fotografia, una scelta che sebbene possa apparire familiare, scontata, semplice e banale, in realtà così non è, perché conserva intatta la sua potenza epistemica, il ruolo della fotografia nella definizione della memoria e dell'identità di un luogo, di una comunità, di un paese e in questo caso di Recoaro, che come dicevo è una realtà storica, culturale, economica e sociale molto complessa. La fotografia non è mai soltanto uno strumento di registrazione, è innanzitutto un atto culturale. Ogni immagine scelta dal professor Trivelli, inquadrata, conservata e oggi pubblicata in questo volume è una selezione del visibile che diventa memoria condivisa. La sua funzione documentaria è evidente. Il paesaggio che cambia, i volti delle generazioni, le fogge degli abiti, i gesti del quotidiano, ma è nella sua capacità di strutturare narrazioni collettive che la fotografia si fa strumento di identità. Essa ci dice non solo cosa è accaduto, ma come e cosa vogliamo ricordare. In questo senso potremmo definirla una forma visiva di costruzione del noi. A livello territoriale, la fotografia contribuisce a fissare l'immaginario di un luogo e non a caso il comune di Recoaro ha voluto questo volume. Pensiamo a come alcuni scatti diventino iconici, le case di una frazione, una bottega oggi in disuso, una manifestazione locale, un tratto di un bosco o di un momento di vita spensierata, un pranzo di gala come nell'aula della scuola dove nascono i futuri Masterchef. Si tratta di immagini che trasformano lo spazio fisico in spazio simbolico, in paesaggio culturale. A livello sociale la fotografia opera come specchio pubblico, racconta la vita quotidiana, le feste, i riti, ma anche le fratture, le marginalità, le trasformazioni traumatiche. In questo senso può diventare strumento critico e inclusivo, capace di restituire visibilità a soggettività e memorie altrimenti escluse. A livello storico la fotografia integra e talvolta contesta le fonti ufficiali. Gli archivi fotografici, pubblici o familiari, custodiscono una memoria minore ma fondamentale che permette di leggere il passato nella sua concretezza, nella sua densità affettiva e materiale. Per le comunità locali, in particolare è il caso di Recoaro, è emblematico, la fotografia può fungere da meccanismo di resilienza culturale. Aiuta a dare senso a ciò che cambia, a riconoscere ciò che resta e ad articolare una memoria plurale stratificata, che non sia mera celebrazione nostalgica, ma base viva per l'identità futura. La fotografia è un oggetto di studio, ma è anche uno strumento metodologico. Non solo si analizza, ma si utilizza nei progetti di ricerca partecipata, nei laboratori sul campo, nella valorizzazione dei patrimoni materiali. Possiamo dire che la fotografia è memoria che si vede, identità che si costruisce per immagini. E parafrasando Roland Barthes, ciò che ci permette non solo di sapere che una cosa è esistita, ma di continuare a interrogarla nel presente. Certo, questo è un libro che si rivolge anche ai foresti, a chi non conosce Recoaro. È un libro teso a promuovere l'immagine di questa cittadina,
È un libro che va sfogliato e guardato con il sottofondo del coro Acquaciara che canta la cuca. Per chi conosce Recoaro e le sue contraddizioni, questo libro può assumere tante valenze, smuovere ricordi e far riemergere emozioni. Non c'è solo il turismo nella costruzione dell'identità recoarese, non ci sono solo splendidi paesaggi naturali, la conca di Smeraldo, sentieri anche quelli attorno ai quali si sta litigando in questi giorni, dico purtroppo, le terme, la scuola alberghiera, lo stabilimento di imbottigliamento, i gnocchi con Fioretta o la chiamata di marzo, il rogo di Astria e i grandi ospiti del passato. Oggi abbiamo delle belle fotografie sul Gazzettino che appunto lancia questa conferenza stampa. Se potessi scegliere io oggi un'immagine o una serie di immagini da questo volume, scelgo quelle del 20 aprile del 1945, giusto quasi 80 anni fa, quando 18 bombardieri americani B-25 Mitchell, decollati da Rimini, sorvolano Recoaro e da 3.000 metri sganciarono con incredibile precisione 135 bombe da 500 libre sul quartier generale tedesco, il comando delle truppe tedesche in Italia. Di quel giorno abbiamo una corposa documentazione raccolta nel volume Bombs Away, il bombardamento alleato sul quartier generale tedesco di Recoaro e la resa della Wehrmacht in Italia, testo del quale il professor Trivelli è coautore. Perché scelgo questa immagine? Perché l'attualità purtroppo ci parla della guerra prossima avventura, ma stranamente sorvola sulle possibili conseguenze del riarmo. Dal bunker di Recoaro il 22 aprile gli alti comandi tedeschi, assieme all'ambasciatore tedesco Rudolf Ranf, dopo una riunione durata più di 10 ore, decisero di chiedere la resa agli alleati, resa che fu firmata il 29 aprile a Caserta. A Recoaro si decise la prima capitolazione di un gruppo di armate tedesche in Europa e Recoaro vide il primo passo che portò l'8 maggio successivo alla resa incondizionata dei nazifascisti a Reims in Francia e con essa la pace. Una pace che è l'esatto contrario del riarmo, una pace che oggi viene messa in discussione, una pace che sancì la vittoria dell'intelligenza e della solidarietà sulla follia dei totalitarismi. Non è un caso che il termine welfare fu coniato nel 1941 dall'arcivescovo di York William Temple in piena seconda guerra mondiale come contrappunto ideale al warfare di nazifascista, tutta la guerra messa in moto da quell'ideologia assurda e assolutamente da condannare. Una contrapposizione che ancora oggi si ripresenta. Così a fianco delle foto del bombardamento del 20 aprile o del bunker del comando tedesco in Italia, metterei un'altra immagine, il volto di Gino Soldà, valdagnese di nascita ma recoaresi di adozione, grande alpinista, il nume tutelare dell'escursionismo delle piccole Dolomiti, ma anche combattente per la libertà, il partigiano che proprio poche settimane fa è stato inserito nell'elenco dei giusti delle nazioni a Gerusalemme per aver contribuito a salvare degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Andiamo a chiudere e a lasciare lo spazio agli autori. Mi chiedo cosa avrebbe detto il partigiano Gino Soldà recoarese, giusto tra le nazioni, di quello che accade oggi a Gaza. Recoaro, anche grazie a questo volume dall'elevato valore divulgativo, non è solo un luogo dove possiamo sperimentare un'idea alternativa di turismo, ma anche uno dei grandi spazi che celebrano la pace, la solidarietà, un valore straordinario. Dunque, e io devo ringraziare ancora una volta il sindaco di Recoaro, l'autore di questo volume, l'editore, il professor Lorenzoni, che ci hanno dato l'occasione di scoprire non solo questo prezioso libro, ma di pensare al nostro presente attraverso Recoaro, una vera e propria isola della memoria che narra molte cose delle contraddizioni del nostro presente. Invito qui il sindaco Cunegato a dare un saluto appunto alla presentazione di questo libro. Prego. Buongiorno a tutti, è una grandissima soddisfazione da parte mia e chiaramente dell'amministrazione essere qui oggi. Sì, in effetti abbiamo voluto noi questa pubblicazione. Con Giorgio Trivelli ci siamo incontrati più di una volta. Lui ancora qualche anno fa aveva già realizzato un libro che riguardava le cartoline di Recoaro. Questo libro è andato esaurito e si pensava proprio io e l'assessore Camposilvan di fare qualcos'altro, ecco, perché credo che
il ricordo e la memoria del nostro paese, di quella che è stata la storia, abbia bisogno sempre di un continuo rinfrescamento, come dire. Certo che quello che è importante oggi è appunto aver fissato attraverso la fotografia, come giustamente diceva Ciambetti, quello che è stato il paese. Ma quello che è importante oggi, secondo me, è proprio quello di pensare ad una Recuaro futura. Ecco, io mi auguro che a breve riusciamo a scrivere un libro di fotografie, non solo, di quello che sarà Recuaro, non di quello che è stato, perché non bisogna fissarsi troppo su quello che è stato il passato. Però certamente questa analisi, questo approfondimento fatto dal Presidente sicuramente è molto centrato, perché vuole così raccontare veramente una storia e un percorso che non è di tutti. A livello regionale siamo comunque sull'aspetto turistico, ma anche la frequentazione stessa, questo spazio in mezzo alle piccole Dolomiti, che in effetti è stato un punto di incontro da parte di tantissime persone della Mitteleuropa, non chiaramente solo della nostra zona. Pertanto è giusto anche salvaguardarlo e dare quella immagine necessaria, secondo me, proprio per garantire in un futuro, sia sotto l'aspetto appunto di quel che è il nostro territorio, ma anche perché, diciamo, abbiamo bisogno di avere che le nuove generazioni trovino uno spazio dove vivere, dove trovare economicamente delle opportunità, perché purtroppo oggi è un paese, mi spiace dirlo, ma di vecchi. Perché? Perché non offre delle opportunità. Credo che attraverso questo PNRR, che ringrazio sempre la Regione che su questo ha avuto, secondo me, anche una sensibilità particolare, ci permetta proprio di far ripartire una realtà che è molto importante. Mi fermo qua, passo la parola agli altri e grazie ancora. Lasciamo la conduzione della presentazione al collega professor Arturo Lorenzoni. Grazie Presidente e grazie di questa opportunità. Io sono un foresto rispetto a Recuaro e di questo mi sono reso conto leggendo il libro che insomma c'è questa grassa distinzione tra recuaresi e foresti. Io anche però come foresto ho l'orgoglio di dire che insomma la nostra regione ha una ricchezza, una diversità, delle perle, come sono state definite, che sono veramente tali. E quindi ecco, mi fa molto piacere oggi ospitare l'autore del libro, il professor Trivelli, e l'amico Luigi Borgo, che è sempre un motore di idee, un motore di cose belle. E quindi oggi è una di queste cose belle, e quindi mi fa piacere lasciare spazio a loro perché possano raccontare la genesi del libro, ma la genesi di questa idea di Recuaro come perla del nostro territorio e come elemento di futuro, come diceva bene il sindaco Cunegato. Io credo che questa grande storia che c'è alle spalle dei nostri borghi in realtà sia come una molla tirata per lanciarci verso il futuro, quindi di questo mi piace parlare. E non so se lasciare la parola prima al professor Trivelli o a Luigi Borgo. Come vi siete messi d'accordo? Comincia Luigi. Grazie a tutti e grazie al Presidente Ciambetti e grazie ad Arturo Lorenzoni, che è stato veramente anche l'artefice di questo evento, di questa presentazione. Ha detto bene il Presidente Ciambetti quando ha parlato che questo qui è un libro speciale. Lo è nella misura in cui l'autore è un autore speciale. Giorgio Trivelli sono credo più di 50 anni che si dedica agli studi, a fare ricerche su Recuaro, ha pubblicato molti libri, ricordo il libro proprio sulla storia di Recuaro centenaria, quello del 1991 pubblicato da Di Agostini, e poi ricordo anche che Giorgio Trivelli, oltre ad essere uno storico, è anche un collezionista di fotografie, di cartoline, per cui ha proprio anche lo spirito del collezionista. Tutte queste fotografie, assieme ad altri collezionisti di Recuaro, sono veramente selezionate e tutte hanno un significato importante. C'è poco testo in questo libro, ma vi assicuro che ogni parola di una didascalia è una parola particolarmente densa, particolarmente profonda. Mi ispira a questa similitudine il professor Lorenzoni, che è un uomo di scienza, e come queste parole sono come le lettere delle formule di fisica. 3 lettere e dietro c'è il cosmo. Dietro a ogni parola di questo libro c'è una profondità veramente propria solo di chi ha dedicato 5 decenni allo studio dell'ambito di cui egli parla. Allora, qual è
il dono di conoscenza che noi riceviamo da questo libro. Io credo che Giorgio Trivelli abbia offerto a noi una conoscenza quasi delfica di Re Quaro, cioè una conoscenza prima, dalla quale poi tutte le altre conoscenze prendono ragione. Perché Giorgio Trivelli, e io mi riferisco soprattutto alla prima parte del libro, fa calare il lettore nei panni di un visitatore, di un turista, che all'inizio dell'Ottocento, ma anche alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, fosse arrivato a Re Quaro. Innanzitutto questo turista, avvicinandosi a Re Quaro dalla pianura, già scorge l'unicità di Re Quaro, un luogo perimetrato, circondato da delle montagne incastonate tra l'altopiano erboso di Asiago e dall'altra parte di quello erboso della Lessinia. Già si capisce che lì si arriva in qualche cosa di speciale. Poi queste montagne che si chiamano piccole Dolomiti, ma non piccole perché sono piccole come indice di misura rispetto alle Dolomiti propriamente tali che sono 1000 metri più alte. Piccolo ha un significato etimologico di a punta, a picco. Le piccole Dolomiti hanno più di 50 guglie. Se voi confrontate le Dolomiti, il Pelmo, le Tofane, hanno una vetta, ma hanno una forma quasi romanica. Le piccole Dolomiti hanno una forma gotica, sono a guglie e per questo si chiamano piccole e si distinguono dal Pasubio, che è un massiccio e non c'entra nulla con le piccole Dolomiti. Questo turista dell'Ottocento arriva probabilmente con la carrozza, col calesso e col cavallo, con quello che deve arrivare o con il treno, arriva, si avvicina a Re Quaro e avvicinandosi a Re Quaro innanzitutto inizia a salire la Valle dell'Agno, che è una grande navata, al termine della quale c'è un'abside, appunto, che è perimetrato da questa fascia rocciosa delle piccole Dolomiti e da una sottostante fascia boschiva che assume un colore verde che poi nella storia è diventato verde di smeraldo, perché le acque sorgive che alimentano questo bosco rendono il verde di Re Quaro davvero unico e la combinazione tra il verde boschivo e l'argenteo delle rocce fa sì che la volta di questo abside abbia in alcuni giorni un blu genziana, un blu cobalto che non ha nessuno. Il Manzoni dice nei Promessi Sposi: è bello il cielo di Lombardia quando è bello. Manzoni, che beveva acqua di Abrosuglio di Re Quaro, se avesse visto il cielo di Re Quaro avrebbe detto beh, c'è qualche cosa in più, perché è veramente, adesso sempre ispirato dal mio amico padovano Arturo Lorenzoni, potremmo dire che il cielo di Re Quaro ha un blu giottesco. Allora, questo turista che arriva a Re Quaro, accompagnato appunto il lettore turista che arriva a Re Quaro, Giorgio Trivelli lo porta per le strade del paese e innanzitutto si accorge, il turista, che la mappa delle strade di Re Quaro è diversa da quella che lui si sarebbe atteso. Cioè un paese di montagna che sorge lungo un fiume al 100% ha uno sviluppo lungo le sponde del fiume, privilegiando la sponda più soleggiata e finisce lì. Pensate a tutti i paesi di montagna che conoscete. Re Quaro invece ha una mappa stradale a fiore. Cioè le strade si ramificano, tornano su loro stesse, è un continuo esplodere di strade, assolutamente diversa da Valdagno, dove la mappa di Valdagno è invece ad angolo retto, è razionale, stile le strade americane che hanno proprio questa configurazione. L'angolo retto, riflettavamo, non appartiene alla natura, l'angolo retto è un concetto mentale. Le strade di Re Quaro si ispirano alla natura, quindi la mappa profonda urbana è in dialogo con l'elemento naturale che circonda la conca di Re Quaro. L'uomo cambia di direzione anche con gli sci, non facendo angoli retti. L'uomo con gli angoli retti fa soltanto l'uomo che è inquadrato in uno schema militare, quindi in una sovrastruttura del movimento. E quindi, come l'animale non compie angoli retti, è proprio naturale il fatto che a Re Quaro ci sia una mappa floreale, e questo è un dialogo che trova assoluta corrispondenza negli edifici, i quali sono in stile Liberty.
Il Liberty è l'espressione architettonica per eccellenza che si ispira alla natura. Le facciate di Re Quaro riprendono i decori dei fiori, degli alberi e anche degli zampilli dell'acqua. E cosa nota questo visitatore accompagnato da Giorgio Trivelli leggendo questo libro? Nota che a Re Quaro, ad esempio, ci sono i palazzi con il terzo e il quarto piano. In montagna il secondo piano è già mansardato. Nella nota Asiago il terzo piano è una rarità, il quarto piano non l'ha mai fatto nessuno se non gli ultimi alberghi. Cioè Re Quaro aveva nei suoi palazzi un segno di prosperità che era veramente notevole. E poi che cosa è accaduto? È accaduto quello che ha ricordato il presidente Ciambetti. Re Quaro vive un anno zero, che è un giorno zero, che è il 20 aprile 1945. E il 1945 per Re Quaro è un anno dove il bivio della storia bisogna affrontarlo e Re Quaro prende una direzione che adesso di cui vi voglio parlare, che è un po' il secretum del libro, ma anche di un po' di tutte le ricerche che ha compiuto Giorgio Trivelli. 20 aprile 1945, 56esimo e ultimo compleanno di Hitler. Arrivano gli americani, bombardano le fonti. 5 giorni dopo i partigiani entrano a Milano e a Torino, ma non per conseguenza di un evento bellico vittorioso, ma semplicemente perché 5 giorni prima a Re Quaro c'era stato il bombardamento. Quindi è un dato di fatto storico, che la grande storia un po' questo lo ignora, che la fine della guerra in Italia avviene col bombardamento delle fonti. E il bombardamento delle fonti si iscrive come prima delle 3 tappe che segnano la fine della guerra nel mondo. Secondo bombardamento 2 maggio 1945 a Berlino, fine della guerra in Europa. 6 e 9 agosto 1945 bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, fine della guerra nel mondo. Re Quaro quindi è nella grande storia e come i luoghi bombardati dalla grande storia, quelli segnati, violentati dalla storia, perché, e qui mi riallaccio a un altro libro di Giorgio Trivelli, non è la prima volta che Re Quaro viene violentata nella sua natura turistica dalla grande storia. Giorgio Trivelli ci ha spiegato, ci ha fatto capire che durante la Prima Guerra Mondiale gli alberghi requaresi sono stati trasformati in ospedali da campo del fronte del Pasubio. E poi nel 1945, quando il Terzo Reich trasferisce dai Colli Laziali il quartiere generale supremo tedesco in Italia a Re Quaro, lì dal 1944 al 1945 quegli stessi alberghi vengono trasformati non più in ospedali ma in caserme della Wehrmacht. Allora, quando tutto finisce e bisogna ricostruire, Re Quaro è tra quei luoghi degni di risarcimento. E avvengono di fatto 2 risarcimenti. Il primo è il potenziamento dello stabilimento dell'imbottigliamento. Il libro fa vedere uno stabilimento discreto ai margini del paese. Poi, dopo il 1945, lo stabilimento entrerà quasi nel cuore del paese, proprio all'inizio del paese. E guardate che quella cosa assolutamente meritevole da un lato è stata catastrofica per il turismo requarese. Perché non possono, e questo lo dimostra l'economia, non possono convivere industria e turismo. Pensate al Bellunese, la Valle del Cadore è turistica e la piccola industria, e lì prospera il turismo. La Valle dell'Agordino, dove c'è una multinazionale come la Luxottica, e lì c'è un grandissimo polo industriale, soffre sotto l'aspetto turistico. Quindi mettetevi nei panni di un giovane albergatore requarese che ha avuto suo nonno durante la Prima Guerra Mondiale e ha visto suo nonno trasformare l'albergo in ospedale da campo. Poi ha visto suo padre trasformare l'albergo in caserma tedesca. Che cultura poteva avere turistica questo giovane che avrebbe dovuto far finanziare la propria proposta turistica? È chiaro che la tentazione di entrare nello stabilimento con tutto il welfare dello stabilimento e con tutte le garanzie è stata molto forte. La seconda e ultima cosa
che ha segnato proprio la fase della ricostruzione, che Requaro abbandona il Liberty e persegue l'architettura razionalista. Alle fonti centrali di Requaro c'era un edificio, l'edificio della Mescita, che era in stile, era tutto ad archi, perimetrato da una bellissima tettoia Liberty in ferro e ghisa con vetri di Boemia, viene ricostruita in un elegante, pregevole edificio, ma razionalista. Arriva a Requaro l'angolo retto, e quindi i condomini, e quindi le strutture. Ma che cosa c'è sotto alla scelta della scelta razionalista? C'è che Requaro ha voluto mettersi a confronto con il turismo termale europeo. E quando uno entra nel confronto del mercato, il mercato vive di servizi, vince chi offre più servizi. E Requaro lì non ha avuto la forza, perché è mancata quella cultura dell'ospitalità, violentata prima dall'aver visto gli alberghi trasformati in ospedali e dopo aver visto gli alberghi trasformati in caserme, è mancata quella mentalità turistica per cui Requaro si proponeva, ma pensate che la prima piscina accessibile a Requaro arriva 75 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando esplodeva il turismo termale in Alto Adige, in Austria, in Germania e nella stessa Toscana, sull'Appennino. Allora, perché Requaro non capisce che il Liberty sarebbe stata la soluzione e forse anche il contenimento dello stabilimento? Perché a Valdagno negli anni 30 Gaetano Marzotto costruisce la città sociale. E la città sociale è una città razionalista, ma anche Gaetano Marzotto trasforma la sua Villa Liberty in una Villa Margherita di stile razionalista. Quindi il requarese giustamente ha detto: se Gaetano Marzotto, che è un uomo d'affari, di mercato, capisce che per vendere i propri tessuti nel mondo bisogna abbandonare il Liberty, che è vecchio, e bisogna abbracciare la modernità, dobbiamo farlo anche noi. E con orgoglio ci sono degli interni degli alberghi requaresi dove si vede il nuovo stile razionalista. Però, scegliendo razionalismo, e concludo, Requaro si è messa in un confronto di mercato dove vincevano i servizi. E invece, ecco anche il significato del libro e del titolo, delle meraviglie. Vedete, noi possiamo aggettivare la parola turismo in tutti i modi. C'è il turismo salutare, il turismo del trekking, il turismo sportivo, il turismo d'arte, il turismo religioso, il turismo termale. Requaro però poteva godere, come Venezia o come i borghi toscani, di un turismo finalizzato che aveva un unico fine, che era quello di visitare un luogo unico, perché non c'è in Italia, e quando dico Italia non c'è nel mondo, un luogo dove la dialettica natura e uomo era così intrecciata, così densa, così pregna di significato. Era una chicca Requaro, una bomboniera in stile Liberty che non avrebbe avuto nessun confronto. E come noi oggi siamo a Venezia, e tutti vengono a Venezia non per andare in piscina. Venezia non è una città di servizi, altrimenti avrebbero asfaltato i canali. Venezia, si viene a Venezia perché è unica, e quando dico unica perché è bella. Requaro aveva la sua unicità, la corona delle vette aguzze, aveva questo unico che era l'espressione artistica del Liberty, e Requaro avrebbe potuto essere una meta turistica perché è unica, perché è bella, e da qui la meraviglia. Grazie. Grazie Luigi, veramente grazie di questo excursus che per me è stato molto arricchente, è veramente, cioè, è una lettura molto molto bella, però io lascerei la parola all'autore perché penso che insomma di cose da dire ne abbia anche lui. Grazie, in realtà poche perché sono state dette quasi tutte. Comunque io ringrazio naturalmente chi ci ospita, il Consiglio regionale del Veneto, il Presidente Ciambetti e il Professor Lorenzoni. Dunque, io partirei, tanto perché non voglio ripetere cose che sono state dette con grande
precisione e profondità in tutti e due gli interventi che abbiamo sentito. Partirei dal titolo che Luigi appena poco fa ha citato. Perché meraviglia? Cosa vuol dire meraviglia? Che Recoaro deve meravigliare. Mirabilia, no, nella tradizione alto medievale, i mirabilia erano dei volumetti a stampa che praticamente si assimilano alle nostre guide turistiche, dovevano accompagnare i visitatori a vedere le cose belle, perché mirare no, non vuol dire guardare e basta, vuol dire guardare e stupirsi. Stupirsi di che? Stupirsi di ciò che non ci si aspetta. Quindi il discorso del Recoaro delle meraviglie, che è un titolo che abbiamo partorito dopo un po' di tentativi diversi, risponde bene a questa motivazione, a questa esigenza. Perché intanto meraviglia vedere attraverso le immagini, apro e chiudo la parentesi, è stato ben detto che 20 anni fa circa, un libro di Saluti da Recoaro, come anche Saluti da Valdagno che abbiamo fatto, di cartoline illustrate, bellissimo, ma non è questo che si voleva, perché questa novità, il Mirabilia, del libro, questo, è rappresentata da una serie di immagini che sono non le cartoline illustrate, perché dal punto di vista estetico ce ne sono migliaia, vi assicuro, in modesto collezionista che sono stato, ce ne sono migliaia in giro, in Italia, in Europa, di cartoline di Recoaro. Cartoline illustrate sono un bel documento, ma non rappresentano spesso e volentieri ciò che invece costituisce la realtà di un paese come Recoaro. Allora qual è la realtà di un paese come Recoaro? Come di altri, ma qual è la unicità? Ecco, perché è un unicum Recoaro, e lo dico per 3 motivi che sono abbastanza stati sviluppati. Il primo è, allora, professor Lorenzoni, foresti. Lei si dice foresto, i recoaresi erano foresti quando sono arrivati nel 1200 circa nella conca di Recoaro, perché erano dei migranti che venivano da nord, sono stati i primi foresti di Recoaro. Quindi la provenienza allogena dei recoaresi, della comunità recoarese, è una prima caratteristica da tener presente. E vi assicuro che ha ancora oggi, dopo 800 anni, 700 anni, degli agganci, delle manifestazioni che sono veramente legate a questa origine lontana, origine nordica. Il secondo motivo di unicità, di peculiarità, di originalità è senz'altro la rivoluzione termale, cioè un paesino che era considerato agli inizi dell'Ottocento un agglomerato di poveri, miseri casolari, diventa nel giro di qualche decennio una stazione termale che è conosciuta in Italia e in Europa, con tutte le conseguenze del caso, con tutti i mutamenti del caso, con tutta l'evoluzione urbanistica, sociale, economica, da tenere presente sempre. Però non ho molto tempo, ma sarebbe interessante svilupparlo, e anche in questo il libro qualche flash lo mette, che si tratta di una rivoluzione assolutamente inattesa, importante, visitatori di tutta Europa, regine, nobili, aristocratici, ma anche scienziati, insomma hanno visitato, filosofi, hanno frequentato Recoaro, musicisti, Verdi per dire, ma il centro, la rivoluzione termale ha riguardato il centro del paese, punto. La comunità recoarese era, ed è tuttora formata, sempre meno però, da popolazione sparsa nelle contrade che viveva di lavoro della terra, e quindi con grandi fatiche, con sofferenze. Non a caso Luigi ha nominato giustamente
La Belle Époque, il cui simbolo, diciamo, dal punto di vista estetico, artistico, rimane lo stile Liberty, in quegli stessi anni in cui fiorivano le meraviglie, queste sì, delle decorazioni interne ed esterne, dei locali, delle locande, delle ville che sorsero proprio in quel periodo a Recoaro, a fronte di tutto questo vi è un fenomeno di migrazione di massa dalle contrade di Recoaro, che, come dire, vittime di una economia di difficile sussistenza, prendono i piroscafi e si portano in America. Anche di questo abbiamo parlato e scritto, ed è da ricordare. Quindi un contrasto netto fra un centro del paese che si è sviluppato, pensate, con strutture e infrastrutture che nessuno all'epoca aveva. Qualche foto, ecco perché le fotografie non sono solo cartoline, sono anche immagini recuperate presso famiglie, per esempio, che poi nei social si sono diffuse anche, immagini che riproducono, non so, tanto per dire, campi da tennis, un campo da tennis 1905 dove le donne si vedono con la racchetta da tennis. Il primo cinematografo, io credo che Valdagno assolutamente non l'abbia visto, i primi del Novecento, una prima sala cinematografica. Teatri piccoli, ma insomma sale di rappresentazione teatrale, sale per convegni, sale per manifestazioni di intrattenimento di vario tipo, anche all'interno dei singoli esercizi alberghieri. Molti di questi avevano un loro spazio apposta per il teatro, apposta per le rappresentazioni, ed è una novità assoluta questa rispetto al contesto territoriale di cui stiamo parlando 100-200 anni fa circa. Quindi un unicum che però, ecco, è caratterizzato anche da quella terza fase che io ho sentito benissimo citata adesso da Luigi, perché ne abbiamo parlato spesso, e che è la batosta che ha preso questo centro turistico e termale con le 2 guerre mondiali. Nella prima, come è stato detto, requisiti per 4 anni quasi tutti gli edifici, non solo del centro, ma anche della periferia della montagna. Le malghe, ad esempio, non si ripresero più per anni e anni dopo l'occupazione militare conosciuta dal 1915 al 1918. Ci furono danni immensi, per non parlare del centro requisito interamente per usi militari. Pensate che in una sola notte, gli anni prima si contavano i foresti che alloggiavano nelle camere degli alberghi e degli affittaletti, così si chiamavano. Quegli anni lì si contarono in una notte 13.000 soldati italiani, perché siamo vicini al fronte, anche questa è una caratteristica che bisogna sottolineare, ma vicinissimi. Quindi la vicinanza al fronte con l'impero austro-ungarico non era una basecola. 13.000 soldati occuparono praticamente tutti gli spazi disponibili. Per 4 stagioni azzerate completamente dal punto di vista turistico e termale, Recoaro ha pagato un prezzo molto alto. Quindi negli anni 20-30, poi nel ventennio fascista si è tentato di rimediare con costruzioni, investimenti, le terme, eccetera. Ma la prima botta grossa dovuta alla guerra, ecco, permise per esempio ad altre stazioni termali italiane di nascere, di svilupparsi in concorrenza con una località che stava perdendo colpi proprio per questi avvenimenti. Ultima guerra, l'abbiamo sentito, la distruzione pressoché totale del compendio termale di Recoaro, poi ricostruito negli anni 50, anche lì ha prodotto stagioni intere annullate e quindi un altro momento durissimo per la ripresa successiva, anche se si tentò negli anni 50 attraverso la costruzione di una delle prime seggiovie, per esempio la scoperta di Recoaro 1000, la valorizzazione sciistica di quel comprensorio. È stato uno dei progetti e dei programmi, anche la viabilità fu ricostruita, ma sempre con un certo ritardo e, aggiungo e concludo questa parentesi, in concorrenza perdente con gli altri nuovi centri turistici e termali che fiorivano in Italia, e non solo in Italia ovviamente. Perché?
perché è mancato spesso e volentieri il rinnovo delle strutture alberghiere. Gli investimenti sono venuti a mancare, o sempre meno, la gestione sempre più difficile, il turismo di massa che comunque era orientato verso il basso, non era un turismo spesso di qualità ma un mordi e fuggi. E quindi il ciclo poi in calo dell'economia termale del centro porta ai nostri giorni con tutti i problemi che sappiamo e che qui non affrontiamo. Ultima cosa, perché abbiamo il tempo che scade ormai, scegliere fra le migliaia e migliaia di immagini circolanti su Requaro in un secolo e mezzo circa non è stato facile. È stato ben detto prima che abbiamo compiuto una scelta molto oculata e innovativa, perché una grossa parte di queste immagini non riguarda le solite, per quanto valide e belle, realtà urbanistiche, le costruzioni, le vie, le terme, i foresti con il boccale in mano, i personaggi prestigiosi, eccetera, ma riguarda in parte anche il mondo esterno, cioè attorno a Requaro la vita contadina, la vita nei campi, il panorama assolutamente diverso da quello di oggi, dove il bosco ha preso sopravvento su tutto, per esempio le coltivazioni, gli allevamenti, ecco. E ancora i volti, i gruppi e le persone. Di questo non trovate traccia nelle migliaia di cartoline, o quasi nulla, le migliaia di cartoline che circolano di Requaro ed epoca, perché si preferisce ovviamente privilegiare la promozione di un posto perché è bello, perché suscita meraviglia, ecco. Suscita meraviglia nei requaresi, e ho constatato con piacere che questo si sta verificando dai lettori che mi scrivono, che mi dicono, meraviglia anche nel rivedere un mondo fatto di persone che sono più o meno conosciute, sono più o meno caratteristiche del posto, ma anche sono semplici calciatori di una squadra, giovani calciatori anni 60, 70, gruppi sportivi, quindi andiamo in un'epoca più vicina. E che c'è di male? Bisogna vedere anche il passato che ci è appena alle spalle, se vogliamo anche capire un po' meglio tutta l'evoluzione e non cadere nella trappola, io dico, della nostalgia, perché sarebbe facile, per tutti è facile, oh che bello, quante cose meravigliose, come erano le fonti, sì certo, ma andiamo a vedere anche chi sono i veri protagonisti, e sono tanti, e sono singoli o sono in gruppi, ripeto, sono più o meno persone di tutti i giorni, anche nelle periferie, anche nel centro, sono a gruppi, sono in associazioni, sono i mestieri. Abbiamo bellissime foto pubblicate dei primi scarpari, cioè i calzolai, primi, no, insomma, che lavoravano tantissimo quando c'era un afflusso di turisti veramente notevole. Oppure, come è stato detto, qualche negozio, qualche bottega che aveva chiuso, oggi chiusa, non esiste più, oppure ancora, e mi pare di dover chiudere, oppure ancora personaggi che sono oggi conosciutissimi, che sono di Requaro, che sono viventi e che compaiono in una foto che ho avuto molto piacere di pubblicare, di un giovane di 18 anni in un campetto da calcio a Castelgomberto, poco lontano da Requaro, che arbitrava una partitella, si chiama Orsato Daniele. Oggi su tutti i campi di calcio del mondo noi abbiamo visto arbitrare partite più importanti da questo requarese, che è un pochino anche il simbolo di una comunità che si ha espresso nel corso degli anni delle personalità, penso all'astronomo Virgilio Trattenero, famoso nel mondo anche lui, ha comunque conservato di sé una memoria. Questa memoria io ho cercato di rappresentarla in questo modo, che è fatto di ricordi, ma che è fatto anche di cose stupefacenti nel modo che ho detto prima. Grazie.
No, veramente, è una cosa svizzera, forse Recoaro abbiamo ancora un minuto e io non so se ci sia qualcuno dal pubblico che voglia intervenire oppure se lasciare chiudere al maestro Luigi. Per me lui rimane il maestro di sci, cioè voglio dire, lui fa tante cose, però come maestro di sci ha una primogenitura che credo gli vada riconosciuta. Giorgio, vuoi chiudere tu? No, la parola meraviglia è una parola impegnativa, perché quando si dice che Platone abbia detto che cos'è la filosofia è interrogarsi sulla meraviglia. Quando c'è la meraviglia si entra nella profondità di ciò per cui si è provato meraviglia, e credo che Giorgio Trivelli ci abbia fatto un grande dono, perché credo che un po' tutta la valle debba essere un po' ripensata, e ripensata non in termini di nostalgia o in termini di un futuro futuribile, ma in termini proprio di meraviglia, e di dire vabbè, siamo qui e cerchiamo di ripensare la nostra valle con i contenuti che Giorgio ci ha espresso. Se c'è qualcuno del pubblico, volentieri Giorgio risponde alle domande. Altri... No, io direi di chiudere, vedo dei segnali dal fondo della sala perché finisce il nostro tempo, però ecco, la parola di